Accade molte volte di sentire una sirena di ambulanza e di esserne colpiti, ma raramente accade di pensare che al suo interno, a star male, sia un bambino. Sì, perché i bambini vorremmo solo vederli correre, giocare, gioire, crescere lontani dal dolore e dalla malattia. Non sempre è così. E allora c'è il pronto soccorso pediatrico. Ci siamo noi, un'equipe di pediatri, infermieri, operatori, pronti ad accoglierli e a curarli ogni qualvolta un evento acuto, sia esso una malattia, un trauma, un incidente, richiede il loro ingresso in urgenza in ospedale. Pronto soccorso pediatrico? Sì, ciao 118, mi sto parlando una ragazzina di 14 anni, 45 kg, trovata con i genitori, vicino a lei una boccetta di mezzo di argentine. Ok, come sta? Parametri? Anni, 45 kg di peso, sicuramente una storia positiva per logistica, lesione degli avambracci, non sembra importante per vista cardiovascolare. Ok. Ciao. Tranquilla, bravissima. Il pronto soccorso pediatrico non sceglie, non seleziona le sue patologie. Facciamo il triage, quando abbiamo finito il triage viene visitato dal pediatra del pronto soccorso, va bene? Un secondo solo. In pronto soccorso pediatrico noi accogliamo tutti i bambini affetti dalle condizioni cliniche le più svariate, da quelle più comuni a quelle più rare, a quelle più semplici a quelle più complesse e critiche e talora tali da mettere in pericolo la vita di un bambino. Da quelle che sono dovute a malattie organiche a quelle che invece sottendono soprattutto un disagio psicologico-sociale, da quelle che sono urgenze e emergenze vere a quelle che invece di fatto non lo sono, ma che sono percepite come tali da parte dei genitori. Tu che numero di dolore, che punto di dolore avresti adesso? Zero. La mia idea di pronto soccorso pediatrico, quello che io voglio, è che non sia un luogo di passaggio, ma sia un luogo in cui i bambini e le famiglie si sentono accolti, si sentono presi in carico, in qualche modo si sentono al centro dell'attenzione ed acquisiscono da questo non soltanto buone cure, ma anche tranquillità e fiducia. In un circo si sta tenendo uno spettacolo. Ad un tratto uno spettatore grida: aiuto! La guerra! È scoppiata la guerra! Allora un pagliaccio urla: portate la donna a cannone! Allora, io ti sento un attimino come respiri e sento il tuo cuoricino, va bene? E Anna Livia? Siamo davvero una squadra. Lo siamo nella passione delle motivazioni e dell'impegno di tutti i giorni. Lo siamo nella condivisione di entusiasmi, nel progettare cose nuove per fare sempre il meglio per i bambini. Essere di guardia di notte ho scoperto che era la massima espressione del mio lavoro, perché penso che tutti noi scegliamo pediatria perché ci piace far stare bene i bambini, ma lungo la specialità e in particolare di notte, in guardia in pronto soccorso, uno scopre che in realtà facciamo i pediatri anche per i genitori. Noi di notte scacciamo paure, scacciamo incubi e questa è stata una delle cose che ho scoperto del PS, essere più belle e piacermi di più. Lavorare in pronto soccorso pediatrico è una sfida continua. Questo però ci spinge giorno per giorno a dedicare un'assistenza sempre migliore ai nostri pazienti. Riuscire ad entrare in empatia con i bambini, di avere appunto un rapporto di condivisione totale delle loro paure, del loro dolore. Chi sa lavorare in equipe sa verosimilmente lavorare in pronto soccorso e soprattutto chi lavora in pronto soccorso deve saper lavorare in equipe. Una bambina che arrivava un giorno per una sincope di cui avevamo poi sospettato esserci dei motivi non preoccupanti, e quando le ho chiesto se voleva davvero raccontarmi se era successo qualcosa che l'aveva infastidita o l'aveva irritata, lei mi ha guardato e mi ha detto: ma tu
come facevi a saperlo? E da lì mi ha raccontato tutto l'evento, insomma, che l'ha poi portata in pronto soccorso. Io non posso pensare alla mia vita senza quello che io faccio giorno dopo giorno in questo posto, in questo ospedale, in pronto soccorso, in reparto. Tu hai visto com'è caduto il tuo amico? Un momento importante che segnò una svolta nella storia del pronto soccorso pediatrico fu l'allestimento e la messa in funzione del Trauma Center pediatrico. Questo ci rese autonomi nella gestione dei bambini in pericolo di vita e politraumatizzati. Erano i primi anni 90 e la cosa avvenne grazie al supporto della Fondazione Salus Pueri. Qui ti faccio male? La soddisfazione di aver creduto sin da giovane nell'importanza del pronto soccorso pediatrico e nell'assistenza al bambino. Questo in tempi in cui di pronto soccorso pediatrico, perlomeno nel nostro paese, ancora non si parlava, e di essere impegnata e di continuare ad impegnarmi per il suo sviluppo e per la crescita delle persone che ogni giorno ci lavorano. Questo è per me il senso di essere pediatra.